Buongiorno a tutti e grazie per Alas Architetti. Ho 5 parole per il futuro. La prima, o si capisce che le norme e la burocrazia ci stanno uccidendo, o non ci sarà dopo questa epidemia nessuna ripartenza. Quindi no alla presunzione di colpevolezza, alla logica del sospetto, al tutto contro tutti. Siamo andati alla ricerca in questi anni del più invece che del meglio. Ormai abbiamo una vocazione incredibile di rendere difficili le cose facili attraverso delle cose inutili. Quindi ciò mi dite che non è possibile, ma no, in questo momento gli italiani sono comportati meglio dell'Italia, delle sue istituzioni, della sua burocrazia, della sua politica. Quindi la parola d'ordine è contro i burosauri. I burosauri sono questi animali che devono essere estinti. Secondo punto, chi saprà riconoscere in questa crisi l'occasione per buttare via qualcosa e per innovare qualcos'altro sarà il favorito. Quindi i parametri di giudizio dell'architettura non sono cambiati, non sono più gli stessi. L'obiettivo non è recuperare quello che avevamo, ma l'obiettivo è migliorare. Non dobbiamo chiedere il minimo, ma il massimo. Quindi la seconda parola è migliorare. La terza parola è che c'è bisogno di un grande progetto per la manutenzione, per la cura del nostro territorio, lo diciamo da tanto tempo, con tante piccole opere. Il Covid-19 era prevedibile, ma come la manutenzione preventiva non era redditizio a breve termine. Lo vediamo ieri con la caduta di un altro ponte in Liguria. La quarta parola è umiltà. Sapete che Totò con Trombetta sul treno, la famosa scena, dice ogni limite ha una pazienza. Quindi al di là dello scherzo dobbiamo essere consapevoli dei limiti, non siamo padroni dell'universo, ma dobbiamo fare i conti con la natura, col mondo, non dobbiamo continuare la guerra contro il mondo. Quindi la nuova passione è la passione per il limite, la passione del limite che ci fa capire come dobbiamo abitare con intelligenza il mondo e dobbiamo usarlo utilizzando l'umiltà, la timidezza delle cose importanti. E questo vuol dire tornare alla normalità. Quindi la quarta parola è umiltà e limite. La quinta e ultima parola, forse l'era dei dilettanti è finita. Lo vediamo tutti i giorni guardando la televisione, vedendo le cose, che guardiamo gli scienziati, guardiamo i medici, non guardiamo più quelli che sono i tromboni. Quindi può darsi che torna la competenza. La quinta parola è competenza, quindi il progettista da guaritore miracoloso e frettoloso diviene un curatore e l'architetto ha un ruolo importante da questa parte. Quindi qui ultima parola, competenza.